Buonasera a tutti ragazzi, quindi è passata un'altra giornata, quindi un altro giorno chiusi in casa. La serata è un po' freschina, però non è che proprio freddo freddo da finale. Però di certo il pomeriggio si è stato bene, però la sera poi il fresco diciamo ci sta. Quindi il pomeriggio, la mattina fa caldo. Oggi faceva caldo. Poi la sera comunque le temperature si abbassano, quindi diciamo non dico che fa freddo freddo, però si sente un po', diciamo stare giù tipo a mezze maniche non è cosa proprio, quindi diciamo che è così. Quindi è passata anche questa giornata, quindi diciamo che più o meno sta migliorando la situazione, quindi speriamo che continui così e che non sia un peggioramento, ma questo è il terzo giorno che le statistiche più o meno stanno messe bene sul coronavirus, quindi speriamo bene ragazzi. Qui il cielo è bello limpido, ci stanno tre barche belle, si vedono qui in mare e noi dobbiamo stare a casa, quindi che Pasqua e Pasquetti ci siamo fatti, diciamo ce la siamo fatti proprio bene. Ciao Nelly, buonasera. Voglio scrivere un attimo a Francesco che sto in live, mi dice come mai non sto in live, si vede che non gli è arrivata la notifica, eccolo qua. Oh Franci, pensavo ti fosse arrivata la notifica, ho detto boh, ti ho scritto, vedi che sto in live, quindi avevo promesso che la facevo, poi al finale giusto per pariare un poco, che qua stiamo proprio serrati in casa, quindi chiusi proprio. Ma quello a volte arriva, a volte no, boh, a volte dipende, boh, a volte è tutto strano, a volte ci sta chi arriva e chi no. Molte mi dicono, ma guarda, a me la notifica non arriva. Non lo so, poi a volte capita che YouTube può pure sbagliare, ma tutti quanti stanno concentrati su TikTok. Sì, sì, ma Francesco, ma tutti quanti stanno pariando su TikTok, canzoni, video, mangiare, ma sono tutti Masterchef, ma stanno tutti su TikTok o YouTube, tutti Masterchef stanno. Chi fa torte, chi fa tortini, chi fa pasta, chi fa... non si capisce niente. Oramai sono tutti qua, Francesco, stanno tutti quanti Masterchef. Poi ci sta la famosa parodia, ma ho visto la parodia che la moglie... E TikTok è un tipo YouTube, solo che ci sta un minuto, ad esempio, dove puoi fare un video dove puoi mettere la voce di un cantante, la voce di uno che fa ridere, quindi che ne so, una parodia, una cosa così, e tu la dici tu, no? Con la tua faccia però parla l'altra persona, capisci? Che ne so, c'è tipo Gomorra, no? Sul podium come stai facendo, perde e sta sparando mucca, no? Tu la puoi di fare tu. Bravo. Però giustamente con la voce di quello di Gomorra, quindi fai la parte tu, diciamo in prima persona, però la voce, diciamo, è di ciao Cristi, quindi TikTok più o meno è per pariare, nel senso che uno poi chi si dedica alla cucina, chi fa una cosa. Io ho messo dei video di cucina, poi ho messo qualche cosa strana tipo con la faccia da demone, queste cose così giusto per pariare un po'. Poi c'è chi fa Masterchef che incomincia a fare lasagne, cannelloni, oppure al finale sono tutte scemenze, ragazzi, giusto per perdere un po' di tempo. Chi incomincia a cantare, poi chi si improvvisa cantante, giustamente per perdere tempo. Eh, no, stanno proprio veramente non accisi, ma quasi. Ma pure a Germania sta Isana, sta a Spagna, pure a Spagna sta la Coppa a noi. L'aggiornamento sul calore 139.942 in Italia, quindi diciamo che sta scendendo il picco. Poi in America fa paura 400.000 contagiati.
In Spagna 146.000, in Germania hanno passato i 100.000. Diciamo che quello che fa paura è gli Stati Uniti proprio. No, l'ho fatto l'aggiornamento sul Covid-19, però l'ho fatto in modo normale, quindi l'ho fatta con la scritta, quindi poi ho fatto questa qua per fare la live come la faccio sempre, perché così ho scritto tutto bello perfetto, tutto bello sistemato. Ho fatto il video, capì che sta tutto scritto bello aggiornato, tutto che dopo non dicono perché così, così, perché quando fai il video così, dopo dicono che i dati non sono esatti, così, così. No, no, Nelly, no, no, per cambiare, siccome adesso hanno detto che per fare, diciamo, i video sul Covid-19 si possono fare, però i dati devono essere dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. A volte sai che cosa succede? Che in live qualcuno incomincia a dire Giuseppe è il 5G, come sentono sta parola 5G ti bloccano il video, capì? Come incominci a dire qualche parola fuori luogo, che ne so, la causa del coronavirus, no? È il 5G, oppure incominciamo a dire tra di noi, eh? No, può darsi che l'hanno fatta apposta, l'hanno fatto già questo video qui, come lo sto facendo adesso, vedi? Queste parole che noi diciamo, però questo a me non mi importa perché comunque questo l'ho fatto proprio perché per stare insieme, quindi non mi importa che, che non me lo fanno fare, diciamo, a finale, cioè diciamo, non lo fanno la pubblicità. No, Franci, ma figurati, questo qua l'ho fatto giusto per pariano poco, quindi non me ne importa proprio, quindi ho fatto quello lì, quindi ho preso tutti i dati proprio ufficiali, tutte delle organizzazioni, quindi l'ho fatto perfetto. Quindi hanno dato questa opzione che si può fare il video sul coronavirus, solo quindi se no te lo bloccano, capì? Allora perciò se faccio la diretta poi incominciamo a dire che è così, è così, è così, allora preferisco farlo così, perlomeno Frangi. Quindi ragazzi, mo ci prepariamo a fare fornacella sulla... Dagge voi, in coppa la finestra. Wow, Franci, stamattina sono sceso al Conad, non ci stava il capretto, l'agnello, nulla. Non ci stava un po' di capretto, Franci, sono sceso alle 8, non ci stava nulla. Sono scomparsi i capretti. Grazie, ti giuro, ho visto da qua al Conad nulla, il banco era vuoto proprio. Gliel'ho detto, scusate, ma oggi è mercoledì, ho detto, ma quando arrivano, mo? Perché io gliel'ho detto, io sabato non ci vado, perché tu sai che casino ci sta sabato. Quindi non me ne importa proprio. Sì, sì, Franci, no, no, ho comprato le costine, sai, quelle là di maiale, quelle là per fare con la salsa di barbecue. E faccio quelle là, Franci, quindi non vado a comprare più perché sinceramente mo andare venerdì o sabato lì, figurati che succede quanta gente ci sta. Stamattina sono sceso che erano le 7:30 e già ci stavano le persone davanti a fare la fila. Ed è mercoledì oggi. Ma figurati se vai. Lo so, grazie, però purtroppo non lo so, ma vedo qui intorno se riesco a trovare qua, diciamo nella zona qua. Però purtroppo stamattina era vuoto il bancone proprio dell'agnello, capretto, pure agnellone, nulla, zero proprio. Cioè non ci stava né capretto, né agnello, né agnellone. Ho detto, ci ride, stai scene qua, stiamo inguaiate proprio. Quindi stamattina che ho preso le costine, ho preso la carne per fare la salsa. Sì, sì, mi pare che qua è venuta la carestia, è venuta. Quindi poi, comunque, fino a domenica ci sta tempo, quindi sicuramente chiamo qualche amico. Che cosa voglio fare? Io qui ho degli amici che sono come si dice in italiano, ma non lo so perché non voglio sempre, purtroppo sono napoletana. Caprari, come si chiamano? Quelli che guardano le pecore, io li chiamo i caprari, no? Ho amici caprari, come si dice, Franci in italiano?
amici pecorari, come dire, boh, non lo so, vabbè, comunque ho amici che allevano pecore, tutte queste cose qui nelle montagne qui. Quindi l'unica soluzione è andare da loro. Sì, di pecorare, bravo, non so la come si dice in italiano. Quindi andrò sicuramente da due o tre amici qua vicino e sicuramente mi piglierò un capretto in mano a loro direttamente. Eh sì, grazie, uno come te dici curare, come si dice in italiano? Fai la traduzione, come fai? Caprate, no, neanche caprate, caprate è napoletano a finale. Vabbè, gente che alleva le pecore, come mi dici in italiano? Boh. Pastore, bravo, andavo da pastore, va che di pastore, sennò poi è capace che qualcuno del nord dice ma che sta dicendo? Quindi dopo ci vuole la traduzione, dopo YouTube mi mette la traduzione napoletano italiano, quindi dopo dice chissà che sta dicendo, è arabo. Quindi sicuramente vado da questo amico mio, qui sta uno qua proprio qua vicino, quindi ho 5-6 amici pastori e mi faccio dare un mezzo capretto, un mezzo agnello, mo vedo che ti è. Quindi ogni anno ci vado, la verità, non voglio andarci, no, no, non ci voglio andare, Francesca, perché sono amici, non si prendono i soldi, ogni volta devo fare la discussione, no? Vado lì e non vuole soldi. Allora, mo, io ogni volta che vado, mi dà la superzata, mi dà la bottiglia di vino, mi dà un mezzo capretto, un mezzo agnello, poi il papà dice dai, mangia qua e cose, va a finire che poi non mi sento perché i soldi non li vogliono, capito? Sono amici propri, quindi venivano al bar da me, quindi ogni volta che vado, sinceramente, non si sono mai presi un euro. Quindi capretto, a bottiglia di vino fatte da loro, a caciotti di pecore. Sì, sì, poi il papà lo conosco bene, dice dai, siediti qua e mangi su porco e mangi su l'agnello e mi scassa, bravo. Li prendono. Non ci pensare proprio che quelli si pigliano i soldi, no. Io poi non è che vado sempre, vado ogni tanto a trovarli così, però ogni volta che vado a trovarli puntualmente mi trovo a tavola. Sì, grazie, vado lì per salutarli, semmai, così, così che state facendo, qua, là, e puntualmente mi trovo a tavola. Poi comincio una zupuzzata, a caciotti di pecore, a cominciare così, e finiamo a una sera facciamo la prunata, facciamo. Poi dice, vabbè, teniamo la gallina, pigliamo una gallina, pigliamo un pollo, pigliamo un porco, pigliamo un cinghiale, perché loro vanno pure a caccia di cinghiali, no? Allora poi ci sta il cinghiale congelato, pigli i porcini, pigli che, Francesco, ci facciamo come accetta. Scendo dalla montagna sempre bello proprio live. Poi qualche volta che vado, sì, sì, stanno sulle montagne, non questa qui di fronte a me, dall'altra parte, diciamo, dall'altra parte della casa, diciamo. Lo so, no, ma sono persone, ti dico, di cuore, quindi. Però ogni volta che vado là, ti giuro, non si pigliano un euro. Quindi ogni tanto poi io porto qualche cosa quando io vado a fare i mercatini, porto qualche cosa io a loro, diciamo, da Torino, oppure un barolo. Mi è capitato quando vado a Torino, prendo il barolo e glielo porto. Quindi qualche cosa che loro non hanno. I vaccari, i pastori, i vaccari, vabbè, diciamo così, come si dice. Sì, sì, mo ad esempio in Calabria, mo ci sta un mio amico che anche lui è un pastore, diciamo così. Sì, sì, sta in Calabria questo qua, ha detto e quando viene, quando viene, quando viene, per la città è giorni da Calabria però. Sì, sì, mi disobbligo, sì, ho due amici che stanno in Calabria, mo, che sono pastori, diciamo così, caprari, che stanno lì. E quando viene a trovarci, quando viene a trovarci, quando viene a trovarci. Mo ho detto, ma col coronavirus come vengo già fatto? Però ogni volta che vado là è uno Cristo. Stavano facendo allora, hanno fatto i ravioli con la ricotta di pecora, perché ho l'amicizia su Facebook, avevano fatto i tagliatelle. Ha detto se vieni subito, mettiamo un posto. Quindi stanno lì, stanno in Calabria. Purtroppo
Purtroppo stanno lì. No, grazie, veramente questi qua sono due di qua, in effetti, sono due pastori, come vogliamo chiamare, che sono di qua. Però stanno ai domiciliari perché hanno fatto un po' di casino in Calabria. Quindi in effetti stavano carcerati e adesso stanno in Calabria. Quindi il giudice l'ha messi fuori il comune di Salerno e stanno scontando la pena in Calabria, quindi su una montagna in Calabria. Sono di qua, di Matierno, però stanno lì. Quindi volevo andare a trovarli, solo che come si fa? Sì, hanno fatto un po' i cattivi, quindi stanno i domiciliari in Calabria, quindi su una montagna in Calabria. Quindi dovevo andare a trovarli, però vai oggi e vai domani, vai oggi e vai domani. Però al finale poi come ci vado? Eh sì, grazie, questi sono due amici di Matierno proprio che sono pastori, che hanno avuto problemi con la giustizia, però quando hanno fatto un paio di anni e poi il giudice l'ha mandato fuori Salerno, quindi adesso stanno su una montagna in Calabria, quindi chissà dove stanno. E ogni volta mi dicono e viene, sono cresciuto con loro, quindi andavo a scuola con loro, penso un po', quindi sono proprio amici amici. Facevamo le medie insieme qui a Fratte. Quindi lo vedo perché ci sentiamo su Facebook al finale, quindi vedo che sta impastando i ravioli con la ricotta di pecora, a caciotte, e poi ma secondo me lì una 20-30 agnelli, capretti, ma un sacco di roba, cioè. Che poi il papà da qua gliel'ha portato lì, quindi sta facendo il pastore lì, mo. Quindi così perde tempo un po'. Ma su Facebook stava facendo ravioli, ma di pure il semplice se mi sa fa. E detto che mi sa fa Masterchef pure tu, mo. Sì, francesi, stavo facendo il trova. Stavo un po' a Facebook, stavo stare rustando a tutta forza. Sì, sì, sta in trasferta, diciamo, forzata, purtroppo deve stare là per molti anni ancora. Quindi mi sa che lo andrò a trovare a fino. Pappardelli, funghi, piselli e macinati. Tu vuoi scassare proprio allora, francese? No, mo si sta perdendo tempo perché sta lì, purtroppo che deve stare lì. Allora mo si è messa nella cucina, si è messa a fare pasta fatta in casa, quindi diciamo che la moglie lo va a trovare una volta alla settimana, va il giovedì e se ne va la domenica sera perché giustamente abita qui a Salerno, quindi va nel fine settimana a trovarlo lì. E quindi quando arriva la moglie là incomincia a fare Masterchef, il mio amico, diciamo. Quindi sono due amici, in effetti sono due fratelli al finale, quindi perciò sono due fratelli. Io non lo so, ragazzi, la verità, sto proprio io c'è che a Palagnele assolutamente. Mi sa che domani, sì, domani mi sa che mi imbarco e vado da un amico qua vicino e vedo se, vabbè, sicuramente ce l'ha, quindi un agnello, capretta, agnellone, che cosa è, basta che per domenica ce l'ho. Non dico alla brace perché dove lo faccio qua? Perlomeno a forno con le patate. A me diciamo che mi piace molto, quindi stamattina ci sono rimasto male. Ha trovato 365, pure qua ce ne stanno due 365. Ma vediamo, comunque. Sì, no, grazie, a domani vado dal mio amico Pastore, Capraro, come mi chiama. E dico, senti, ho provato a comprarlo, ma non l'ho trovato, quindi mi serve, non dico, siamo due persone, metà mi basta al finale, quindi non è che lo voglio intero. Quindi domani sicuramente mi busco capretto, qualche bottiglia di vino e qualche cacciotto di pecora, un po' di ricotta, già lo so, e subito faccio, voglio. Ha visto questi che ti gemmannato là, al sud, non ci stanno santo.
Io una volta sono andata, no, una volta sono andata. In effetti sono andato a nord, ho detto mi date un ristorante, ho detto voglio la lasagna. Ciao, tante cose. Ho detto vabbè, dai, mi porti una lasagna. E lì la lasagna, ragazzi, la fanno con la besciamella e la carne macinata. E ho detto, ma scusate, ma questa non è la lasagna. Dice, giovanotto, ma voi di dove siete? Sono di Salerno. Ma noi non la facciamo come voi, noi facciamo carne macinata e besciamella. Città da sapere. Invece qua polpettino, uova sode, salame, ricotta, sai, tipo light. Cioè a noi non è lasagna, a noi è bomba. Però, che dire, fa la lasagna per loro è così. Besciamella e carne macinata. Invece no, non polpettino, uova sode, salame, ricotta. Cioè più ne hai più ne metti. Ciao avvocato, che fine hai fatto? Stai mangiando? Stai cucinando già per Pasqua? A Pasqua viene e mi pesca. Sì, grazie, che poi la cosa più brutta che gli ho detto è questa, senti, ma non per qualche cosa, ma la carne immacinata, cioè la potevo mettere a rinda. Cioè, quella è la cosa più strana, cioè, loro parlano della lasagna, vabbè, ci può stare pure, però metti anche la carne immacinata a rinda. È più besciamella che la carne immacinata. Cioè, pure a volte qui capita che la facciamo pure così, però la carne immacinata ci mettiamo. La besciamella è solo per far vedere. No, da che sud lo può capire, chi è del nord, ma secondo me lo vedono, quindi lo capiscono pure loro. Cioè che per noi è un'arte. Noi la facciamo così, cioè besciamella e carne macinata. Sì, però avvocato vuoi mettere la polpettella, uova sode, salame a pezzettini, è tutta un'altra cosa, no? È una bomba. Quando tu apri con la forchetta proprio, ciao. Sì, grazie, ma quello che ho mangiato hai visto la fotografia che ti ho mandato coppa WhatsApp? Che lasagna là. Polpettino, uova sode, ricotta, salame, mozzarella, formaggio, parmigiano reggiano. Ragazzi, è un altro mondo. Il polpettello fritto, è un altro mondo, voglio. La ne va, sì, è la stessa cosa. Quando mangi un piatto di quelli... Ma avvocato, ma ha trovato un grano, no? O non l'hai trovato più, il fatto del grano della pastiera? Sì, si sta imparando un napoletano, piano piano si impara. Avvocato, ha trovato un grano? No, pensate ragazzi, a nord non ci sta il grano. In Friuli Venezia Giulia Avvocatella stamattina non ha trovato un boccaccio di grano. Calamare, polpo e cozze, e domani a mattina venga, Francesco, mi imbarco per Napoli. Faccio fuga da Catrazza, da qua. Ah, già fui subito da casa, si mi acchiappo de Lugo Siendo. Dice, Mecchio, a dove vai? Sì, vabbè, ma grazie, capì? Cioè, nel Friuli non ci stava un vasetto di grano. Lo so, Nelly, che non si può partire, lo so, se no originale mi imbarcava, purpo, cozze. Ah, così, Francesco, grazie, come a dove vai? Hai visto che si mangia di me? Oh, purpi, cozze, i crostini. A fare l'aperitivo. Lascia sta qua a vicinanza. Vabbè che lo conosco, quindi mi piglio meno con lanciafiamme. Ce lo dico, arriva invece io già mangiato. Ma e ci ho visto un video poco fa, Francesco ha detto che uno è andato sul Vesuvio a cercare gli asparagi e ha detto ma che capo tiene, veramente tiene una capo per spartire orecchie. Ma come l'asparagi vai a trovare un po' Vesuvio. L'assessore della Campania, Nelly.
ex sindaco di, di Salerno. No, però in modo diciamo scherzoso. Che una signora, i ragazzi volevano fare la festa di compleanno. Ah, se tu fatti una cera inferiore. E ha detto là, ve la tolgo, perché una cera parla tutti quanto vabbè. Allora ha detto così, questa ve la tolgo, ho detto, ve la faccio chiusa. Perché a nocera in effetti tendono a parlare un po' con la E aperta, quindi se gli invece devono chiamare dicono vabbè, quindi hanno questo accento un po' particolare. Allora lui ha minacciato su vi tolgo la E, quindi diciamo è divertente proprio quel pupazzo. Ha detto andate a fare gli asparagi, non puve su. È pazzesco, non stanno buono proprio la gente. Però sta avendo successo al finale, eh. Sì, sì, sta avendo successo al finale sto Tumi Tubi con Vincenzo De Luca come pupazzo. Eh, Parliamo un po', così magari perdiamo un po' di tempo, no? Quindi Francia rimane pure rimane. E come ti tratta buono rimane. Anche se giovedì francese vuole sta mozzarella di bufala, in effetti giovedì, diciamo, sarebbe come facciamo qua a Salerno, per noi. Sì, sì, oggi visto che non va a parlare. Una bella sezione di battipaglia, Francia rimane con una bella sorrentina, pochi prosciutto crudo, pochi culatelle, pure buoni e viene arriva il pesce poi. E invece qua è il contrario, Francia, noi facciamo il giovedì facciamo la mozzarella qua a Salerno, e il venerdì facciamo il pesce. Poi lo sabato di solito è una cosa leggera perché poi a domenica ci scassiamo, quindi così facciamo perlomeno qua. Quindi giovedì diciamo tutti quanti vanno a mozzarella, sta roba qua più o meno per fare pressa pure in estate, o venerdì invece a base di pesce, alice fritto, purpa, allora d'arrostuto, un sabato qualche cosa così leggera e la domenica poi ci rompo, e così diciamo facciamo a Salerno, quindi o lunedì poi giustamente ci sta la roba della domenica che è rimasta e poi martedì sa come è giornata voi. Sabato mare e domenica terra. Veramente, oggi guardavo qua, Francia, tre barche belle grosse, navi che stavano qua. E io ci ho visto un coccato di inditato, potolone in capo, qua. Sì, Cristina, noi la sera del sabato sera anche noi mangiamo la pizza. Io parlo del pranzo. In effetti il pranzo lo facciamo leggero, che ne so, un brodo di pollo, un brodino. La sera la pizza e poi la domenica la mangiamo che ci scassiamo. Quindi anche noi il sabato sera la pizza. Però a pranzo mangiamo leggero. Perché poi la domenica ci fa come amaroni nell'arca, quindi pieni. Era per me a per amaroni nell'arca. Per pariare. Metteremo un po' di chili. Un po' che più. Mi sa che asciamo tutto quanto belli ciotti ciotti da qua dentro. Sì, Franci, vabbè, pure qua è fissa la pizza lo sabato, oramai è una tradizione, proprio sabato a sera è pizza per forza. Sì, voglio il gemmo ingrassato, non è che stai bisogno ancora di ingrassare. Ho fatto tutto quanto ciotto ciotto. Ah, quarantena a noi ci è fatta male, facciamo 40, quarantena, 40 kg, mettiamo. Sono convinto. No, io non mi penso, se no la bilancia dice prego salire uno alla volta, tenga paura, la verità. Se vado in farmacia ci stanno le bilance, quelle che parlano. Quelle se salgo sopra mi dice prego salire uno alla volta. E io mi guardo in giro e dico sto a sud. Oh no, Franci, perché che di bilanci là, ultima generazione, che ti misurano l'altezza. No, tutto. Quello dice prego salire uno alla volta. Tu ti guardi intorno e dici, oh, io sto a sud.
Dice, ma quando ne siete? Su lì. Quindi è meglio non salire. Certe volte mia mamma dice, ma facciamo pensare, lascia stare, ma faccio. Ci ha mandato questo cavolo. Stamattina stava alla farmacia aperta e detto ci vogliamo intossicare la giornata. Ci ha disturbato un'ora. Mia mamma fa come a quello, vabbè io sono 90 kg, togli il maglione, togli le scarpe, togli queste. Mia mamma vuole togliere 10 kg. E capi, Francesco? Mamma dice, vabbè, le scarpe pesano 2 kg, o il vestito pesa 1 kg, che mamma leva 5 kg al finale. Dice, ma che ti una guerra ancora? Mamma dice, vabbè, 5 kg fra vestiti e scarpe, non ci stanno. No, no, io faccio la prova costume 2021 direttamente io. 2020 no. Quindi quest'anno niente prova costume. Ma dopo, quando finisce la quarantena dobbiamo correre da quando finisce la quarantena, dobbiamo terminare direttamente, diciamo, a maggio prossimo. E non ti fermare. Riso e petti di pollo, riso e petti di pollo. Al massimo potremmo fare la prova canotta. Pensarci se a marito, se a magliagna qua. Fa uno dice, ma tu fai la dieta, ma come fai la dieta a casa per così giusto qua dentro? Fai la dieta, come fai la dieta? Che già cadendo uno diventa scemo, poi si mette a mangiare pure poco per la fame. Ti giuro, Francesco, ieri sera ho mangiato leggero, stanotte non dormivo. Mi sono andata, secondo me erano le 3 e mezza, 4 quando ho pigliato sonno, perché non ce la facevo. Cioè la fame proprio mi tormentava, proprio non ce la- mi sono addormentato di disperazione quasi. Quindi ho perso 3 e mezza, 4, non mi ricordo più. Diventa Giuseppino. E beata a te, la camomilla a me non mi fa nulla. No, stasera ho mangiato un panino con pomodoro e olio e sale, quindi proprio leggero. Però io tengo fame, io. Ah, io sono capace di mangiare pure alle 3 di notte, senza problemi, eh. Anche perché la vita che facevo prima, quando facevo le fiere, capitava che a volte quando smontavamo all'una alle 2 di notte, mangiavamo alle 3 spaghetti a pomodoro. Perché semmai poi il lunedì avevamo libero e quindi potevamo dormire fino alle 3, alle 4 del pomeriggio. Quindi capitava a volte che alle 3 e mezza del mattino, spaghetti agli uogli, spaghetti a pomarolo, fette di carne arrostite. Quindi diciamo che l'abbiamo sempre fatto in disordine proprio. Perché la domenica sera si chiudevano gli stand, si faceva tardissimo e quindi arrivavo a casa alle 2 e mezza a Torino e giustamente dopo aver lavorato tutto il giorno, che fai? Non mangi. Poi sapevi che... Quindi mangiavamo e poi ci alzavamo alle 3, alle 4 del pomeriggio però. E poi il mercoledì si ripartiva. Quindi pure il 3 non c'è sta problema, aglio, olio e peperoncini pure va bene. Quindi non facciamo eccezioni. Francesco è fatta la notte con il bradismo e del 50 un terremoto. Francesco secondo me del 50 se è venuto che è sentito un terremoto, si è ghisato, ha detto vabbè mo mangio, ma così perlomeno muore con la panza piena, sicuramente. Mamma mia ragazzi, è pazzesco comunque, non ce la faccio. Secondo me qua diventeremo pazzi. Stamattina alle 2:50, quindi nella mattinata. Magnitudo 2,9, 2 km di profondità, quindi l'hanno sentito benissimamente il terremoto. Chi in becco statina.
No, io ho mangiato leggero, Francesco, quindi dopo mi faccio un bel bicchiere di latte bollente con un po' di Nesquik dentro e qualche biscotto a rind, sciolto a rind. Ci manco qualche bello biscotto a rind, come a chi là, Banderas, biscottone là. Ma io, ma sapete che fine ha fatto Banderas? Sino noi che chiude la televisione. Questo secondo me, Francesco, Banderas secondo me sta chiuso là dentro. Non lo vedo più in giro. Di solito io giro dappertutto, a Banderas nuove che c'ho. Sì, questi dopo mi faccio un bel bicchiere di latte con Nesquik, qualche biscotto, c'ho 8 a rind perché c'ho. Due fatte due torte, nonna papera non si smentisce mai, vi siamo in un H, avvocate. Ah, dici tu stai in viaggio di nozze con la gallina. Sì, sì, e tieni ragione. Ti ricordi la pubblicità della signora, il biscottone, si inzupposo, come diceva, inzupposo. Danno pigliato a che non so, inzupposo. Era... Veramente, da quando è fatta di biscotti, non si è visto più Banderas nella televisione, boh, c'è scomparso. Forse tiene ragione Francesco. No, a me piacciono tipo i gran turchese, questi qua che si sciolgono proprio, capì? Non mi piacciono quei biscotti che si mettono nel latte e 3 ore per farli diventare morbidi. Sai che di là proprio che sono di ferro, dici, ma possibile che questo non assorbono il latte? Faccio sempre gli inzupposi. E vabbè, è normale, Nelly, è bicchieriere, mica te ne più è un giovanotto. E oramai penso che un po' di età ci sta, eh. Era come tanti anni fa, chi era l'attore? Aspetta, quello, Gabriel Cargo, tutte le donne, mi ricordo quando io ero ragazzo, tutte le donne, Gabriel Cargo, Gabriel Cargo. Ti ricordi, Francesco, tutto quanto, Gabriel Cargo, l'uomo più bello del mondo. E io già all'epoca dissi, guarda, secondo me, ragazzi, questo qua ho un piccolo sospetto. Ciao Lucia, dico, secondo me questo, ho detto, non lo vedo tanto attratto dalle donne. Mamma disse no, no, tutti quanti dicevano ma che dice poi, ma ho finito, dico, ma io secondo me lo vedo che a lui piacciono gli uomini. E mamma disse ma sei pazza, ma tu hai visto quanto è bella? Tutti quanti dicevano ma tu hai visto quanto è bella, hai visto quanto è bella? Poi quando è uscita la notizia, ah, tenevi ragione. Oppure quando è uscito Ricky Martin, vi ricordate Ricky Martin? Tutti quanti, le donne si stracciavano i capelli, che ballava bello, bellissimo, tutti Ricky Martin, Ricky Martin. Pure all'epoca dissi, guardate, secondo me questo c'ha un piccolo problema. E tutti quanti, no, si sembra malapensante. La prima parola che dicono, si malapensante. E io vabbè. Poi dopo un tempo avevo ragione, ha detto che malapensante. Franci, solo 13 non carri. E così, ragazzi, si vede a 3 km purtroppo, non ci stanno santi. Una sera, Franci, una sera, ma sto parlando quando avevo il bar, no? Si vede i bomboloni e poi parli che i gallini, come a cosa là? Alessandro Siano, quando fa la pubblicità io lo rivedo. Ma che parli con gli uccelli? No, parlo, oh, dopo sto bombolone posso parlare pure con la Maronna. La pubblicità di Alessandro Siani, quando fa l'oliveta. Ma Alessandro, come mai tu parli con gli uccelli? E grazie ai bomboloni. E a così comunque ragazzi, la polizia che sta scendendo, eccola qua, adesso sta passando come è passata. Meno male stavolta perlomeno. Stavolta perlomeno non ha detto restate a casa. Sì, Ned, sì, ma non si mette dubbio, però io già all'epoca dissi, guarda, secondo me
tiene un piccolo problema. Ho detto questo non gli piacciono le donne. E tutti quanti, no, Giuseppe, sei malapensante, no, qua, là, questo è un femminaiuolo, qua sotto, sopra. Poi alla fine si è scoperto che era come dicevo io, come Ricky Martin, tutti quanti a dire che quello era un maschio così così. E poi la realtà, Tiziano Ferro, tutti quanti così così. Ma al finale avevo ragione su tutti. Sapevo, voglio è inutile. Una volta stavamo giocando tanti anni fa, ma io ti parlo. Ci sta a Mille lì. Ma Cristi, guarda, ma non lo so, è come un certo, un sesto senso, chiamiamolo così, va. Una volta ti dico una cosa, io parlo di 20 anni fa, siamo andati a giocare al bingo. Quindi non so se il bingo sai che cos'è, un bingo è dove si va a giocare tipo la tombola. E stavamo io, mia mamma e la mia ex sul tavolo. E stava arrivando ed è entrata una signora perché è finita la tombolata, no? Aprono le porte, entrano le persone. E ho visto una signora entrare. Mia mamma ha detto: Wow, che signora, com'è bella. La mia ex ha detto la stessa cosa. Io ho detto: Guarda, è maschio. Ma fai sempre che vedi che è maschio. Ma che sei pazzo? No, ma vedi che bella donna, diceva mia mamma, pure la mia ex, la stessa cosa. Ho detto, vabbè, fortuna ha voluto che quella signora è venuta a sedersi sul nostro tavolo. Come si è seduta, ha detto, buonasera. Mia mamma e mia mamma e la mia ex si sono guardati in faccia. E mo? Come ha aperto la bocca, ti giuro. Buonasera. Sa, con quella voce da uomo, ti giuro. Mi sono dovuto alzare perché non ce la facevo a ridere, per non farmi vedere poi. Mi sono scappato dal tavolo. Dice, ma come fate? E che ne sa? Mi è venuto di spendare. Sì, prima che parlava, sì, sì, ho detto, ma mia mamma ha detto è una bellissima donna. La mia ex è la stessa, ho detto, guardate, guarda, donna, 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 ho detto, questo è un uomo. Ma no, ma che sei pazzo, ma vedi che gambe perfette, che bocca perfetta, che faccia femminile. Avvocato subito dici che ma. Hai sempre la malapensante, sì, sì. Quindi come si è seduta, buonasera. Dettaglio la sorpresa, vi? Sì, sì, era perfetta, ti giuro, Nelly. Però avevo notato un po' le spalle un po' troppo larghe e il... come si chiama? Il coso che abbiamo alla gola, come si chiama? Sul ragazzo. Poi pure le mani, avevo notato le mani molto grandi, ho detto non mi pare una femmina. Sì, sì, specialmente al nord, poi è pieno proprio, ma sono quasi perfette, però... Un po', ma sì, bravo, un po', ma avvocato è bravo, eh. Però mamma ha detto è una bella donna. Però ha detto guarda ti stai sbagliando, guarda le spalle e guarda la gola. Proprio per un pomo per le spalle molto larghe. No, secondo me ci nascono, non è che si diventano, no. Sì, parlo Torino, Milano, eh. Era pieno proprio. Una sera un mio amico ha detto Giuseppe andiamo a vedere la partita della Juve. Ho detto vabbè andiamo, tanto non dovevo lavorare quei giorni. Ho detto vabbè andiamo allo stadio allora. Io non sono mai andato allo stadio della Juve. Mi è venuto a prendere a casa mia, io stavo a Collegni all'epoca e siamo arrivati allo stadio della Juve. Ragazzi, ci stava una fila di trans da quella parte, prima dello stadio della Juve, il campo nuovo. Era una cosa, io pensavo, ho detto, guarda qua, quante signore, ho detto. Sa, la prima cosa che ho detto, in culo, ma che tutti questi signori? Avevo capito che
Però ha detto, guarda, queste non sono signore, sono signori. Erano perfetti, ragazzi, vi giuro. Cioè, a vederlo così da lontano, dalla macchina. Ho detto, in culo, ma che ci sta qua? Sì, sì, avvocate, prima di arrivare allo stadio della Juve ci sta proprio un corso. È proprio un corso tutto femminile. Una cosa pazzesca. Dici, tu, ci lamentiamo del sud. Ho detto, qua stiamo peggio, dritto. Ho detto, qua è peggio, dritto. Proprio prima di arrivare allo stadio, proprio c'è stava una fila. Sì, Cristina, sì, sì, io lo so, pure io abitavo a Collegno, dove abitava Marco, quindi dove sta la stazione. Sì, mi è venuto a pigliare a Collegno il mio amico perché lui abita a Rivoli e siamo andati allo stadio della Juve. Ma ti giuro ci stava proprio... Ah, ho detto allora, allora scappo, ho detto. No, a Milano no, perché a Milano sono passato poche volte e sono sempre andato via subito. A Torino invece ci sono proprio stato, quindi quando questo mi ha portato a vedere la Juve, ho visto proprio e ho detto, wow, è una cosa esagerata. Diciamo, era pazzesco, proprio, pensavo di stare allo stadio gialli. Ho detto, ma questo che è allo stadio? Facciamo tanto per dirvi, ragazzi. Invece qua a Salerno ultimamente De Luca, il signor sindaco, lo sceriffo, le ha messo a posto a tutte, sì, ci stanno ancora per l'amor di Dio, però rispetto a prima si è molto molto cambiato. A prima dove stava lo stadio della Salernitana era pieno, adesso i controlli stanno sempre serrati, quindi non è come se vai a Napoli oppure se vai a Torino. Diciamo che qua la situazione si sono calmate. Però a Torino quando sono andato a vedere la Juve faceva paura. Però parlo di 5 anni fa, eh. Può darsi pure che è cambiato, mo. Vabbè ragazzi, io vi auguro buonanotte a tutti, quindi abbiamo patiato un poco. Quindi mi faccio una bella tazza di latte, un pochino di squeak e due biscottoni inzupposi. Tipo Antonio Banderas. Quindi se lo trovate con la gallina, ragazzi, fate una fotografia e me la mandate. Sarà scappato con la gallina. O con la signora inzupposa là. Perché non vede che piove. No su YouTube, sui film, nessuna parte piove con Banderas. Secondo me hanno chiuso un mulino bianco. Vabbè ragazzi, buonanotte a tutti. Ci sentiamo domani. Non mangiate, mi raccomando, tenete la porta chiusa della cucina. Io non la posso tenere chiusa perché cucina e salone è una sola cosa, quindi non posso chiudere la cucina, quindi sto inguaiato. E ci aggiorniamo a domani, quindi buona serata a tutti, buonanotte a tutti e non mangiate.